Una candidatura, un dossier. Le carte che il Comitato Olimpico ha visionato prima ancora di rendersi conto con i propri occhi della bontà di Cortina Milano durante il Tour Veneto-Lombardo. Il dossier dunque, quello redatto e pronto già a giugno 2018, con numeri a supportare la validità di un sogno. A partire dalla sostenibilità, elemento chiave richiesto dal CIO. 380 milioni di investimenti in infrastrutture, un sesto di quanto speso per Torino 2006, e spese operative finanziate da ricavi privati, contributi CIO, sponsor, merchandising e ticketing. 14 sedi sportive dentro 4 macro aree individuate, i cosiddetti cluster: Milano, Cortina, Valtellina, Val di Fiemme, per concentrare le manifestazioni competitive e non in un raggio ridotto e limitare gli spostamenti. A Milano, hockey, short track e pattinaggio di figura. A Cortina lo sci alpino femminile, il curling, il biathlon, bob, slittino e skeleton. In Valtellina lo sci alpino maschile, snowboard e freestyle. In Val di Fiemme lo sci di fondo, il pattinaggio di velocità e il trampolino. Nessuna nuova struttura permanente ad hoc se non ammodernamenti e lavori di rifacimento, perché le strutture di fatto in gran parte ci sono già. Ecco il cemento zero. E poi la suggestione: cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano, cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. E per non lasciare poi il deserto dopo i giochi, il concetto di legacy, di eredità per i residenti del comprensorio, con innovazioni che resterebbero permanenti: mobilità sostenibile, banda ultralarga, servizi per i turisti.